Questa sera si diceva assistenzialismo o accoglienza, li stiamo illudendo e quindi vediamo le immagini, oppure offriamo delle opportunità a queste persone? Prego. Ecco, questi sono esempi di come questi argomenti vengano affrontati spesso con troppa emotività. Abbiamo due opposte visioni emotive, una è quella della paura, l'altra invece è quella del pietismo. Sono entrambe esagerazioni. Allora, queste persone, parlando sia degli immigrati, che per la maggior parte è chiaro, la gran parte sono persone oneste, fino a prova contraria, altrimenti se fossero tutti delinquenti non potremmo uscire di strada, no? Queste sono persone e le persone vanno trattate semplicemente con rispetto. Anche gli italiani, i padovani, i veneti sono persone e hanno delle paure che sono anche giustificate perché dei delinquenti ci sono e anche questi meritano rispetto. Come si fa a dare rispetto? Vediamo la contromanifestazione di questa sera. Mi scusi se l'ho interrotta, prego. Come si fa a dare questo rispetto alle persone? Con le soluzioni concrete, passare dallo stato emotivo alle soluzioni concrete. Alcune sono già state date. Raccogliamo magari le più significative. Ecco, per esempio le cooperative, il ruolo delle cooperative, servono chiaramente maggiori controlli. No, ecco, facciamoli. Abbiamo visto a Roma. No, ecco. Altro discorso, la revisione della Convenzione di Dublino o regolamenti di Dublino. Anche queste sono due proposte, tra l'altro, che il Movimento 5 Stelle aveva già fatto ancora tempo fa. Altra questione, si dice spesso, ma ci sono anche italiani che hanno bisogno. Ma bene, ma come fanno a esistere ancora in Italia italiani che stanno in stato di indigenza? Come possiamo accettarlo? Perché non ci sono già dei fondi per queste persone qua? Perché non viene già provveduto a queste persone qua? Non gli danno 40 euro al giorno agli italiani, capisci? Vabbè, ma sta agli amministratori provvedere a questo, mi scusi. No, perché lo Stato dà i 40 euro al giorno, gli amministratori locali devono darli agli italiani. Allora, allo Stato non abbiamo mai governato noi, chiaro? Noi mai. E quindi? Quindi anche altro esempio. Potete anche fare proposte in Parlamento o siete una forza altro esempio, mi scusi, mi permetta. Altro esempio, parlavamo della cooperazione internazionale, no? La signora ne ha parlato. Io sono anni che sento parlare di cooperazione internazionale. Hanno governato tutti qua in Italia e tutti hanno parlato di cooperazione internazionale e l'Italia ha i record negativi degli aiuti allo sviluppo. Record negativi. 2 o 3 anni fa era lo 0,13%, una cosa semplicemente ridicola. Ora, quando uno pensa agli aiuti allo sviluppo, pensa magari che si tratti anche lì di bontà. No, allora, vogliamo vederla in modo egoistico? Costa di più mantenere i profughi che arrivano qua o costa di più mantenerli là? Ma non mantenerli, ma creare con gli stessi soldi che noi spendiamo per un profugo qua, noi lì creiamo anche posti di lavoro, creiamo sviluppo.